Le motivazioni del convegno sono sulla necessità, io credo, di approntare in tempi abbastanza veloci un ragionamento complessivo in provincia per la creazione o per la riproposizione della filiera del legno complessiva. Può essere il contributo che il nostro territorio, la nostra provincia dà per un progetto di transizione ecologica, insomma. C'è poi un altro elemento importante che è un elemento contingente, e cioè dal legno che va riorganizzato dall'inizio, in particolare nella sezione del taglio, quindi proprio il primo anello della filiera, per arrivare a gestire un elemento di produzione energetica che è a livelli molto bassi rispetto ad altri territori, penso a Bolzano e Trento ovviamente, ma che è proprio interessante per l'apertura dei prossimi bandi del PNR proprio sulla questione delle comunità energetiche.